Ciao a tutti amici di Mattoscacco, continua questa videoserie dove sfido i software, i bot di chess.com. Ok, il mio avversario è un simulatore di giocatori con un elo con 2100, il suo nome è Manuel dal Portogallo. E4 la mia prima mossa, E6. E a questo punto gioco una mossa strana, Donne 2, l'ho trattata in altri video commentando alcune partite, qui sul canale di Mattoscacco. E qui la risposta è molto strana, E5. Allora, seppure 5 sembra una perdita di tempo perché il nero ha mosso il pedone di una volta per poi muoverlo alla mossa successiva, così come spesso accade quando muoviamo più volte lo stesso pezzo, quella probabilmente potrebbe essere una perdita di tempo. Tuttavia, E5 è una mossa più che accettabile perché la donna in E2 del bianco non si trova benissimo. Nella francese, tornando alla mossa indietro, il nero vuole, quindi così, il nero vuole spingere in D5, l'unica efficacia della regina in E2 è proprio quella di evitarlo, quindi E5 non è assolutamente un problema. Continuo il mio sviluppo, cavallo F3, dato che ho posizionato la donna in E2, con molta probabilità il mio alfiere andrà in fianchetto, altrimenti vorrebbe dire perdere tempo, perdere delle mosse. A una presa di spazio laterale, così come in questo caso sto facendo io da bianco, corrisponde una reazione centrale e devo ammettere che Manuel Software, quindi bot di chess.com, sta giocando veramente bene. Catturo, sicuramente ricattura, e a questo punto dopo cavallo C3 completo in parte lo sviluppo, interrogo la sua donna, che è chiaramente un ruolo difensivo, deve difendere questo pedonino E5. Come poter continuare? La mossa più probabile, più semplice e anche più lineare è senz'altro l'alfiere in G2. A questo punto quali potrebbero essere le contromisure, le controminacce da parte del mio avversario? Senz'altro un alfiere in G4 potrebbe dare un po' di noia. Dal punto di vista tattico-dinamico, da non sottovalutare che la donna lungo il suo percorso, lungo la sua traiettoria, incontra un re nero non molto difeso, quindi D4 un tema tattico che potrebbe creare delle inchiudature. Il profilo del giocatore che ha 2100 punti, parlo soprattutto di giocatori che magari dal vivo raggiungono il titolo di candidato maestro, quindi 2000 punti, vanno un po' più avanti, 2100. 2100 è un punteggio ottimo, un passo intermedio per prendere il titolo di maestro Italia. Per quanto riguarda la piattaforma di chess.com, chi ha 2100 punti probabilmente ha già una forza di gioco di candidato maestro, quindi giocatori che hanno un profilo, che conoscono tanta apertura, hanno dedicato tanto tempo al gioco, hanno buone esperienze, quindi da non sottovalutare. Donna C5 è molto interessante, la mia attenzione direi che D4 è la mossa che porta verso delle complicazioni e anche verso un gioco dinamico. Gioco prima un alfiere G2, che è la mossa più tranquilla che mi viene in mente, cavallo F6 per lui sviluppo, e re al sicuro, e a questo punto sì, D4 è da considerare. D4 è da considerare perché la mossa che cerca di aprire il centro, dato che il mio avversario è rimasto con il re al centro. C'è da dire che questo alfiere in G4 dà un po' di noia perché prepara un salto nero, quindi un salto di cavallo all'in D4, chiaramente creando un po' di fastidio. Se io giocassi D4 adesso, lui senz'altro mi cattura, e se io decidessi di riprendere lì al centro della scacchiera, lui cambia tutto e poi alla fine avrà un cavallo che catturerà in C2, dando ulteriore noia perché da C2 darà fastidio alla torre. Ok, non è una posizione per niente, per nulla facile. Cavallo D4 arriverà alla prossima, possiamo impedirla? Sicuramente no. Possiamo renderla più, o meglio, meno efficace? Sicuramente sì. Potrei giocare questa, donna E3. Ok, lui mi cambia e vediamo, direi che prendo in E3 con il mio pedone D e mi attacca il pedone lì nascosto. Ok, ammetto che questa mossa, questa sequenza non la consideravo così forte, però ammetto anche che è molto fastidiosa. Posso ulteriormente sfruttare il fatto che il suo re sia ancora al centro attraverso la spinta del pedone E4. Vediamo se effettivamente i miei calcoli mi permettono di giocare 4. Ok, 4 era un pedone che indirettamente era difeso perché dopo tutti i cambi un torre in E1 puntando indirettamente il re avversario poteva senz'altro dar ragione al bianco. La partita prosegue.
Adesso ho un piccolissimo vantaggio, un vantaggio di iniziativa. Continuo a dar pressione, a dar fastidio a questo alfiere, voglio cambiarlo. L'alfiere lì in C4 lo aspettavo, dato che non voglio perdere la mia torre, torre di 1. Cavallo di 4 da parte sua, una mossa abbastanza noiosa perché prepara la cattura del pedone con la successiva minaccia sulla mia torre. Devo ammettere che il mio avversario sta realmente giocando bene. Ok, è un software, un giocatore senza emozioni, con tanta esperienza, diciamo che migliora dopo partita dopo partita, e qui mi sta mettendo in seria difficoltà. Il pedone C2 è sotto attacco, l'unica che lo difende è torre di 2, ma giocare una mossa come torre di 2 è un vero dispiacere. A questo punto l'alfiere salta in B4, i miei pezzi sono un po' incastrati, che sia questa la prima sconfitta contro i software di chess.com, vedremo, però siamo molto vicini a perdere questa partita. Gioco cavallo F3. Voglio togliere di mezzo questo cavallo lì dal centro della scacchiera. In caso di ripresa riprendo. In caso di cavallo E2, altra mossa molto noiosa, lui ha cavallo per E4. Su cavallo per E4 il matto in F2. Incredibile e anche imparabile. Ultimi tentativi. Qua bisogna sacrificare senz'altro la torre. Mi rifaccio al centro, attacco questo pedone e cerco di aprire la diagonale. Ultimi tentativi, perché questa è una posizione realmente compromessa. Vediamo un po' se il mio avversario se simula realmente un giocatore umano. Chiaramente l'essere umano in vantaggio contro un giocatore più quotato potrebbe emozionarsi, lì a quel punto perdere la concentrazione, chissà. Se è veramente un simulatore di esseri umani, allora a quel punto potrei ambire a qualcosa in più, forse a qualche tattica. Ok, se io catturo, lui mi cattura, il suo cavallo lì è inchiodabile, però dopo F3, cavallo per G3 vincerebbe all'istante. E allora devo fare qualcos'altro. Magari difendo il mio cavallo. Direi di difenderlo con l'alfiere. Probabilmente lo difendo con l'alfiere. Su G5. E a questo punto direi di catturare. Ok, io catturo, lui mi riprende. A quel punto riprendo. E adesso cerchiamo di resistere questa posizione. Occhio che lui vuole entrare, quindi io mi limito a giocare senza, o meglio, rompendo gli schemi. Quindi tutti i pezzi adesso devono giocare. E il mio re attivo, la torre attiva e il cavallo attivo ho una qualità in meno, posizione compromessa. Dico compromessa per non dire persa. Come complicare? Allora, torre C4, difendo e attacco. Mi aspetto C6 e fino a qui. Chiaramente tutto molto facile da immaginare. Sarebbe fantastico per me riuscire ad attivare la torre sulla terza, non è così facile, o meglio sulla settima traversa. Torre 7 e anticipa il controllo, e adesso ora F3 cerco di coordinare al meglio i miei tre pezzi. Quando il gioco va male, perché può capitare che chiaramente qualcosa possa sfuggire, vi consiglio senz'altro di complicare al vostro avversario. Adesso il problema è che complicare a un essere umano possibile, complicare a un software improbabile. Ok, la partita continua. Ho giocato a 5 perché l'idea era 6, mossa che gioco adesso, perché in caso di cattura rovino la sua struttura pedonale. Occhio che intanto un pedone ce lo zampiamo, mangiamo questo pedone in B7. Quando lui riprende attiviamo la torre. Ok, è una posizione compromessa, lo dicevo da prima, però il fatto che io abbia mangiato qualche pedone, qualche controgioco potrebbe darmelo. Questa è una posizione molto difficile, e occhio perché qualcosa sta cambiando. Tre pezzi che sono lì pronti a coordinarsi tra loro, e direi che anche il pedone F potrebbe avere la sua. In caso di F8 torre lì matto. Ok, se fosse un essere umano, il mio caro avversario Manuel, sicuramente qui già sarebbe un po' nervoso, perché è quella tipica situazione in cui un giocatore in vantaggio lo sa che è in vantaggio, sa che sta vincendo, poi giocando in modo un po' superficiale
si accorge che qualcosa è andato storto. Qualcosa è andato storto e qui purtroppo per lui il mio pedone è così forte che darà soddisfazione al bianco. Adesso nel giro di 2 mosse questo pedone riesce a promuovere e adesso sono contento perché il giorno della mia sconfitta contro un bot di chess.com è rimandato. Adesso semplicemente la chiudo per dare scacco matto. Quindi il giorno della sconfitta contro un bot è rimandato e continua la mia imbattibilità, in questo caso scacco matto a Manuel, giocatore portoghese, bot di chess.com, e siamo, credo, se non erro, a 5 su 5. Rivediamo la partita. Quindi E5, mossa molto interessante a questo punto per giustificare la posizione della donna in E2, sicuramente il pedone va in G3 e l'alfiere in fianchetto. Altre idee per il bianco, perché un salto in D4 potrebbe essere noioso, e allora giocare magari C3 per sostenere quella casa. Ok, spinta in D5, mossa abbastanza lineare, e con molta probabilità in questa posizione la sua donna non sta bene, quindi è tematico cercare di dare fastidio. Mi viene in mente B4, D4, cavallo A4 e così a seguire. Alfiere G4 è una mossa tematica che chiaramente potevo evitare, magari andando un po' più indietro. H3 la evita, così la eviterebbe un qualsiasi movimento di donna. Probabilmente donna B5, adesso che vedo la posizione, potrebbe essere una mossa migliore. In caso di cambio il mio cavallo subentra in B5, da lì in C7 dando fastidio. La partita continua. E4 è un'ottima mossa, qui sono assolutamente certo che il bianco abbia una posizione migliore. In caso di cattura c'è sempre questo torre 1 che si rifarà sul pedone in E5 e sicuramente creerà un po' di noia al re avversario. La partita prosegue, la caccia a quest'alfiere esiste, qualcosa di concreto, ma dovevo aspettare, devo senz'altro aspettare, magari alfiere G5, torre D1 sono mosse di attesa che non compromettono la posizione e preparano magari questa caccia all'alfiere. Perché dovevo aspettare? Perché ho dato il tempo al mio avversario di coordinare i suoi pezzi e adesso è un problema perché effettivamente perdo materiale. Cavallo E4, scacco, il re si sposta. Per ovvi motivi in F1 non avrebbe molto senso andare, altrimenti quest'alfiere darebbe uno scacco di scoperta. E allora dopo cavallo per E4 la sua minaccia sottile, subdola, fastidiosa, cavallo F2. Cavallo F2 è matto perché coordinazione fantastica tra i due cavalli e quindi sono costretto a sacrificare la mia torre. Il parziale dice ok, qualità in meno per il bianco e una posizione da difendere. La partita è proseguita. Ho giocato alfiere 3 istintiva, di fatto comunque la coppia degli alfieri che punta sullo stesso lato della scacchiera, non si sa mai, potrebbe essere qualcosa di utile. Allora, la scelta a questo punto, dato che G5 comunque l'avevo immaginata, è stata cedere la coppia degli alfieri a cambio di qualche pedone, perché è vero che i miei pedoni sono totalmente brutti, però investo e comunque riconosco che le mie poche possibilità di resistere, di avere qualche gioco, sono date da un fortissimo cavallo lì al centro. Quindi cedo la coppia degli alfieri, guadagno qualche pedone, è vero che lui entra, ma non mi resta altro da fare che, tra virgolette, bluffare, cercare di ottimizzare al massimo ciò che ho all'interno della scacchiera. Quindi tutto per quel cavallo. Torre C4, difendo il pedone C3 e attacco C7. Lui si è spostato. Ricordate che se il vostro avversario ha una catena pedonale, come in questo caso la catena B7 C6, un buon piano è cercare di attaccarla. Ed effettivamente nel giro di qualche mossa ci sono riuscito, non per merito mio, lui è stato un po' superficiale perché su questa mossa, dopo questa mossa, gioco a 6, indebolisco la sua catena pedonale e a mio avviso ritorno in partita. Ritorno in partita in una posizione difficile, però ho sicuramente qualche idea in più rispetto al mio avversario. Per quale motivo? Come vedete, qui si sta creando una macchia bianca contro il suo re. La torre, o meglio, il pedone in A7, ovviamente potrebbe essere un buon investimento per il nero. Lo porta in avanti, sposta una torre dietro, lo porterà in avanti e se il bianco non è in grado di creare il controgioco avrà poco da fare. Tuttavia il controgioco esiste, perché adesso arriva il pedone in F7, o meglio il pedone che da F5 andrà in F6, successivamente in F7. A questo punto il giocatore umano
cosa fa? Magari riconosce che questo pedone è un pericolo e inizia a restituire materiale. Torre F7 potrebbe essere un modo. Gioco torre F7, il bianco riprende e dopodiché il nero cerca di pareggiare il finale di pedoni. Non è così. F6 furbissima. Se il re tornasse indietro ci sarebbe uno scacco matto e allora quando il re va in avanti il pedone F spinge e dopo re G7 torre B8 o meglio torre C8 crea la promozione inevitabile. A questo punto la partita è vinta. Ok, se fosse stato un giocatore umano, solitamente lo dico anche per esperienza, in genere quando abbiamo una partita vinta, accade qualcosa, ci rilassiamo, la perdiamo, la reazione è una soltanto, ci rattristiamo o ci arrabbiamo. Il più delle volte ci arrabbiamo con noi stessi, ma spesso viene interpretato, potrebbe essere interpretato dall'avversario come una mancanza di rispetto. Magari io mi arrabbio e si pensa che mi sia arrabbiato per il mio avversario. Non è il mio caso, cerco sempre di nascondere le mie emozioni scacchistiche. Allora, avete visto una nuova partita contro i software di chess.com. Se avete consigli scriveteli lì nella descrizione del video e vi rimando al prossimo video. Vediamo fino a che punto riesco a battere i software. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!